Dovremmo essere pronti dopo questa pausa che ci siamo presi. Abbiamo, come vedete, al completo tutta quanta una band qui sul palco di Piazza Vittorio. Signore e signori, un grande applauso per i Mau Nera. Oh, benvenuti ragazzi. Intanto grazie anche perché ci avete aiutato così con un po' di microfoni, un po' di altra roba, e quindi dovremmo essere tecnicamente ineccepibili adesso, chiaramente, da parte il sottoscritto. Allora intanto benvenuti, voi arrivate da Bracosi, diamo subito una geolocalizzazione importante. Questa sera ci presentate un po' di cosette vostre che sono maturate in qualche scantinato in mezzo alla prateria, in mezzo alla campagna. Al microfono solo ti sento solo io. Aspetta, non arriva niente, tu dici, ma tu l'hai attaccato giusto, sei sicuro? Ecco che non hai attaccato quello, ecco cosa ci siamo diti. Colpo di scena, io lo sapevo, me la sono tirata, vedi? Allora, l'altro l'abbiamo attaccato anche, sì. Ci siamo. Oh, anche ciao l'altro. Maurice. Ci dovremmo essere, vedi? Oh, benissimo. Allora, intanto è tornata anche per te la voce, cominciamo a conoscervi con quale biglietto, d'ingresso? Con Sfidando il primo gallo. Sfidando il primo gallo, sì. Il titolo è quasi blues. Sì, però è più new wave, più anni 80, anche perché la storia che racconta è un po' più vecchia, più datata. Una vecchia storia. Sì, una vecchia storia di un tipo, ha fatto una festa, è andato a casa ben accompagnato, poi c'era un gallo che rompeva un po' le scatole, lui è salito sul tetto e ha iniziato a sgridarlo. A vedere chi era più gallo tra i due, diciamo. Va bene, questa allora una storia di galli, quella con cui cominciamo qui questa sera con i Mau Nera. Scoprire quel che c'è dentro a me e te, che non mi devo confondere. Se per me è considerevole, indica il vuoto dentro me, no, è facilmente sostituibile. È un po' come saper perdere, tutto è improbabile, tutto è possibile. Viaggiare sopra i miei racconti e poi giocare sempre fra di noi, che domani non ti pentirai del domani, siamo ostaggi noi, volare sopra i miei racconti e poi giocare sempre fra di noi. Dimmi che la mia mente non ha limite e che sono incorreggibile per me. L'importante è saper vivere. Se per te è considerevole, cambi qualcosa in quello che ti viene detto non è semplice. È un po' come saper ridere, tutto è improbabile, tutto è impossibile. Domani un altro giorno, sai, il domani non è scritto mai. Viaggiare sopra i miei racconti e poi giocare sempre fra di noi, che domani non ti pentirai del domani, siamo ostaggi noi, volare sopra i miei racconti e poi giocare sempre fra di noi, giocare sempre fra di noi, trovarsi dentro
Grazie. Maonera, ci stava. Maonera da Mao. Magari avrete diciamo degli epigoni. Senti, ma ci stava bene questo rumore, il rombo di moto che avete sentito? Non so se l'avete aggiunta nella parte del garage. Questa fa parte proprio del garage. Adesso non so se c'è nella registrazione che avete fatto ufficiale di questo brano, c'è una registrazione ufficiale. Sì. Avete messo anche la moto? No. Anche la moto. Sì. Anche la moto, Sì. Incredibile. E Questa allora, qua, proprio questa qua, sì. quindi era un effetto Sì. diciamo sul round che vi portava Uscita eccezionale. dalla pedaliera di Le Bon. Sempre dalla pedaglia. Sì. Benissimo. Allora noi stiamo ascoltando praticamente delle vostre canzoni che sono raccolte in un EP. Sono raccolte in un EP che uscirà a giugno, fine giugno. Ah. Tutto autoprodotto da noi. Le registriamo, le suoniamo, le componiamo per quello che possiamo comporre. No, lo dico perché adesso siamo in streaming e quindi è giusto che facciate un po' di pubblicità. Sì, Quindi sì. siamo in prossima uscita, diciamo Sì. tra un mesetto giù di lì. Fine giugno inizieremo anche a metà giugno su Spotify. Sì, poi usciamo sia col CD che su Spotify. Abbiamo anche dei video su YouTube se volete andare a vedere. E canale Maonera. come si intitolerà questo diciamo EP? E qui siamo ancora. Non siete già Stiamo andati in litigando, tipografia? stiamo No. litigando. State litigando? Sì. Quale posto migliore per farlo che non pubblicamente? Il Scusa. salotto. È vero? Maurice. No. Almeno quali sono diciamo, le possibilità, se ci sono diciamo, dei candidati? Sì, allora, si intitolerà 13.1 probabilmente. Hai già detto 13.1, che è anche il modo in cui ti esce la voce adesso, in 13.1 con un effetto diciamo esoterico. Con la moto. Con la Buona moto. Vabbè, 13.1 potrebbe essere un titolo, però non si sa ancora. Ma ormai l'ha detto. L'ha detto. Stasera ci sciogliamo. perché Stasera sì. dice. E non fa caldo, ragazzi, ve lo dico subito, quindi è una cosa. Finiscono qui. Va bene, e allora senti, diciamo da questo prossimo EP che uscirà, che abbiamo detto dovrebbe essere intitolato 13.1, che cosa ci fate ascoltare? Edera. Elena? Edera. Elena, scusate, io sono Elena venuto subito. dopo. Una canzone, Dopo. benissimo. Dopo ci sarà, adesso, pardon, Edera, signore e signori, in Maonera. E grazie. Allora, questa canzone è dedicata a chi si arrampica sui muri, chi si arrampica sugli specchi, chi cammina sulle uova, chi rompe il ghiaccio e chi rompe anche tanto il cazzo ovunque. Pieno di scritte, impronte di gatti, attratti, ripicche, incontri distratti, di vernice muffa, oggetti lasciati, di pacche di spalle, di parole date, di quanto ti costa la tua proposta, quanto è alta la posta, non per dare un'asta, di quanto ti costa la tua sudditanza, di non dare importanza ad un'offerta concessa, ad un'ambita promessa. Sono come l'edera che si arrampica, sono la mediocrità che si respira, sono come l'edera che si inerpica e cresco con l'austerità che qui spapola. Facciate, riflessi imperfetti, un gioco di specchi, tra le macchiere e i gatti, bidoni e raffratti, tra scuse e pretesti, tra fumi e farine per potersi spiegare, per farsi valere. Di quanto ti costa la tua certezza, qualche passo di danza, fare giuste proteste. Di quanto ti costa la tua sudditanza, di non dare importanza ad un'offerta concessa, ad un'ambita promessa. Sono come l'edera che si arrampica, sono la mediocrità che si respira, sono come l'edera che si inerpica
Maunera, questa era Edera, dico bene, Edera. Questo brano, diciamo, da questo EP che sta per uscire, che abbiamo imparato chiamarsi 13.1, almeno così dovrebbe essere. Sì, ormai è così. Adesso non vi chiedo L'hai detto come tu. mai sto 13.1, una cosa sportiva, una Sì, tattica di qualche sport, Una diciamo. mossa, Una mossa, o forse un effetto sul round, non lo so, dovremmo aspettare, diciamo, fine giugno. Però se è possibile io invece vorrei indagare un po' sulle vostre abitudini di band. Avete, diciamo, una saletta, un posticino dove vi trovate, con le cose delle uova, come fate? È azzeccato in È pieno. quella lì, è quella lì. Le uova Spieghiamo abbiamo per 25 anni fa, le uova sono rimaste lì. Insomma, per chi non, giustamente non, Sì, non si per occupa, la colazione cosa acustica. sono queste? Le scatole delle uova, Sì, praticamente, i quelle cartoni delle uova che hanno questa forma questa particolare forma piramidale, che serve a insonorizzare le sale prove di a solito. correggere l'acustica, ma sei meglio di me. Un pochino, cioè, sonorizza niente, però fa quell'effetto, tanto sa la prova. Tanto Allora, sì. voi, e quello è il vostro covo. Sì, il nostro covo e adesso la diciamo tutta, 13 è, diciamo, il numero civico del nostro covo. Ecco, che L'abbiamo vedi detta che tutta, via. riusciamo piano piano, vedi che qualche indizio e siamo andati nella direzione giusta. Sì. Quindi quello è il vostro covo, quello è il vostro Abbey Road, diciamo, se posso così traslando Uguale. il posto. Quindi ci Sì, sarà una anche copertina casa. che passate davanti sulle strisce Sì, e esatto, via. Insomma, certo. ci siamo già fatti un'immagine di questo vostro EP. Perfetto. Allora, senti, come si chiama invece il prossimo estratto da questo 13.1? Prossimo estratto, prima o poi. Prima o poi? Prima o poi. Prima o poi Sì, i prima o Maunera poi. qui al Salotto di Mao. Prima o poi l'affronterai, prima o poi ci condurrà al confine lei, la rivincita di noi. Prima o poi ti cercherà, l'hai lasciata dentro soffoca, quella scelta insolita. Si può dire, ti va. Prima o poi ti stupirai, il momento giusto vibrerà di noi, mescolando quel che sei. La risposta non sarà quello che c'è dentro libera, una scelta logora. Fai un passo più in là. Si può dire che tutto è successo, ma non è lo stesso. Sconterei tutto subito adesso, ma per rifarlo spesso. Si può dire di tutto lo stesso, anche senza permesso. Stare attenti a quel compromesso e poi buttarlo nel cesso. Stai alla prova. Prima o poi respirerai quello che è rimasto incerto come noi, forse qualche tempo fa. Che cos'è che toccherà? La tua mano dentro cerca e libera ciò che non ha identità. Con un passo più in là si può dire ti va. Si può dire che tutto è successo, ma non è lo stesso. Sconterei tutto subito adesso, ma per rifarlo spesso. Si può dire di tutto lo stesso, anche senza permesso. Stare attenti a quel compromesso e poi buttarlo nel cesso. Stai alla prova. Si può dire che tutto è successo,
Maonera, Grazie. Grazie, avevate anche musicisti di tutto riguardo che vi stavano ascoltando, c'è Ciuschi che salutiamo, poi c'è tutta la gente che va a ascoltare in tutti streaming. quelli che sono venuti a sentirci, i nostri amici, fan, parenti, più che fan anche parenti. Anche perché questa, diciamo, essendo il disco in uscita, credo che sia una delle prime occasioni di potervi sentire, a parte se uno veniva lì a Abbey Road, dove voi avete, diciamo, la vostra... Abbey Road non ho più voglia neanche di ascoltare. No, diciamo, a parte la vostra sala prove non avete ancora, diciamo, provato dal vivo qualcosina. Qualche data in giro esce, anche giù in provincia. Anche giù in provincia. Poi Quindi... se ce la fai uscire qua. Certo, poi c'è stata anche qui una spagnola che è passata, una passante, e mi chiedeva, io ho spiegato Maonera, di andare lì sul sito, cioè sulla pagina Facebook, è giusto. Va bene, quindi probabilmente avrete, diciamo, anche qualcuno che vi segue dalla Spagna. Procediamo prima che arrivi questo fronte che io vedo arrivare da dietro la collina un po', diciamo, turbolento. Allora, per continuare nell'ascolto di questo EP, dove ci portate adesso? Facciamo Adesso piangi. Ah, c'è lento. No, è una rivalsa, una rivincita surf, non c'è niente di lento. Ah, non avete un lento? Sì, un lento c'è, dai. Però nel salotto di Mao lenti non il salotto di Mao non li fa. Vabbè, fa piacere che mi consideriate così rocker. Va bene, allora non è un lento, però è una canzone con la lacrima. Sì. Per chi l'ascolta. Per chi l'ascolta, signore e signori, Maonera. Solo questa spazzatura non è quello che pensavi. Ehi, resta, solo quanto sei illuso. Ti aspettavi un tentativo almeno, il rifiuto di un bambino. Ehi, 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 ehi. Risalendo basta poco, si fa in fretta, cosa credi? Ehi, guarda la tua sola direzione, tutto è stato già deciso, invece ti ha portato in un impianto. Ehi, 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 voglio solo un dubbio, un piccolo conflitto in te, che deve rimanerti dentro tanto quanto me. Stringi, abbracciando ciò che resta, niente ti abbandona, cosa hai perso, non è quello che speravi. Ehi, fingi, ingannando un tuo rimorso, vomitando le tue voglie al vento, il bambino adesso è pronto. Ehi, 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 voglio cominciare da dove lo sei tu, voglio cancellare i passi fatti in più, voglio che l'incerto sia piccolo conflitto in te, che deve rimanerti dentro tanto quanto me.
Maunera qui al salotto. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Capitan Frido, ma a quale diamo il benvenuto capitano. Si è perso un pezzo di rock qua, ma adesso no, non me lo so perso perché ho acceso Facebook, ero in una vedi che casa ci ha qua seguito. in Piazza Vittoria, ho visto i ragazzi Grande Capitan con una certa botta, compliments. E adesso quindi li stai vedendo in 3D, prima Sì, li vedevi in sì, 2D, bellissimo. adesso li stai vedendo in 3D. Allora, come avrai insomma sentito, sono in uscita con un EP, ci hanno fatto ascoltare diciamo gran parte di questo lavoro, uscirà a fine giugno. Chiaramente vi auguriamo una bellissima estate ricca di impegni, concerti e viaggetti. Con che brano ci salutiamo e con che brano salutate la Piazza Vittorio? Vi salutiamo con Quando è così cosa fai? Quando è così cosa fai? Scusa, perché io poi No, quando Paolo è così stava già cosa pensando. fai? Io stavo Cosa fai pensando. tu quando è così? Io quando è così figurati, cosa vuoi che Sono faccio? Mi domande metto lì che ci poniamo ascolto. continuamente. Va bene, quando è così cosa fai? E vediamo, Esprime tutta la nostra attitudine e non attitudine. e vediamo cosa fanno i Maunera qui al salotto. Quando è così cosa fai? Quando è così cosa fai? Quando è così cosa fai? Quando è così? E riprendere il controllo per quello che ne rimane e un attimo svegliarsi in quali situazioni strane. Tempo perso inutilmente. Quando è così cosa fai? Ah, ritrovandoti sul fondo ed in quello che è sfiorato, respiri il tuo disagio, non è quello che hai voluto, non lo sai, sì che lo sai. Quando è così cosa fai? Ah, quando è così cosa fai? Quando è così cosa fai? Quando è così cosa fai? Quando è così? Ma sì, slegati, non c'è spazio e tu non muoverti. Ma sì, pensa che il tuo nome suoni bene così. E qui quello che non potrai più pretendere si sa dentro te, tutto il resto è da difendere. Capendo che non serve a niente quello che non hai capito, ritrovi come sempre il tuo gusto indefinito. Credi che non sei importante. Quando è così cosa fai? Ah, quando è così cosa fai? Quando è così cosa fai? Quando è così cosa fai? Quando è così stai qui, respiri tra gli schiaffi e le vertigini. Per te sai che non poteva non andare così. Ma se slegati, non c'è spazio e tu non muoverti. Ma se pensaci, il tuo nome suona bene così. E qui quello che ti potrà solo sorprendere si sa dentro te, tutto il resto è da difendere. Quando è così cosa fai? 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 Quando è così? Ciao a tutti, grazie. Ciao. Maunera, grazie mille, un grosso in bocca al lupo veramente per tutto e vi aspettiamo magari dopo la prossima, dopo l'estate. Volentieri, molto